Alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa si è svolto un nuovo appuntamento della Perilibro, il ciclo di incontri che unisce la presentazione di libri al momento conviviale dell'aperitivo offerto al pubblico. Protagonista della serata è stato il professor Fabio Siviero, docente di filosofia e storia al Liceo Brocchi e autore del libro L'ultimo miracolo, pubblicato da Ronzani. Allora, il lettore nell'ultimo miracolo trova una lettura, un'osservazione su un periodo storico che è stato quello degli anni 50 e 60, a partire da alcuni punti di vista un po' particolari, uno dei quali è la microstoria, chiamiamola così, la storia delle persone semplici, la storia di una contrada, la storia di chi ha vissuto il cosiddetto boom economico, il miracolo italiano, diciamo così, e in parte l'ha subito a partire dalla propria realtà di vita rurale, di vita contadina. Quindi mi è piaciuto in qualche modo mettere lo sguardo, porre lo sguardo su quel periodo storico lì, ma a partire appunto dalle storie, dalle piccole storie di provincia, della provincia veneta, pedemontana, eccetera. E questo è appunto un po' una chiave di lettura, tanto è vero che in qualche modo i racconti sono incastonati dentro la grande storia, no? Ci sono appunto piccole microstorie dell'ambiente contadino rurale all'interno appunto della grande storia degli anni 50 e degli anni 60. Da un altro punto di vista ho cercato poi di prendere come punto di riferimento il paesaggio. A me piace tanto lavorare sull'analisi, sulla stratificazione del paesaggio, per cui a partire dalle strade, per esempio, a partire dall'edificazione degli anni 50, no? Quindi il piano casa e quindi la ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, oppure a partire per esempio da come si modifica il paesaggio dagli opifici, diciamo così, alle fabbriche, alla industrializzazione. Quindi è un modo per osservare appunto lo stesso periodo storico attraverso il cambiamento geografico e fisico, diciamo, che il territorio veneto ha subito, che poi è stato un cambiamento, non dico esplosivo, ma sicuramente molto importante, no? Il boom economico si dice, ma è stato anche un boom edilizio, se vogliamo, no? Per cui troverà diverse storie che in qualche modo però sono il filo conduttore, proprio quella che è un po' la ricerca, la comprensione di come la società rurale, la società contadina è cambiata e, come dicevo prima, in parte ha fatto, in parte ha subito un cambiamento che è stato quello appunto del miracolo economico, con un'analisi dal mio punto di vista luci e ombre, in quanto si può parlare di miracolo sì, per certi aspetti anzi sicuramente economico sì, ma nel Veneto, in Italia in generale, ma nel Veneto in particolare, con le sue ombre, sia da un punto di vista diciamo pratico, economico, nel consumo di suolo, l'industrializzazione, la cementificazione, ma anche dal punto di vista morale, nel senso che quella cultura, quella tradizione che ci portavamo in qualche modo con noi, diciamo, negli anni 50, in qualche modo è stata modificata, condizionata, in parte persa, aspetti che sono stati perduti sull'altare appunto di questo sviluppo economico che, come diceva Pasolini, no, in qualche modo abbiamo rincorso uno sviluppo economico come valore assoluto, perdendo un certo tipo di progresso, insomma, che doveva contemplare tutte le componenti dell'umano, insomma, ecco. Nel corso dell'incontro si è ripercorsa l'ultima stagione di fiducia del dopoguerra in Veneto, quando la società era passata dalla civiltà contadina alla modernità della fabbrica e dei consumi. Un viaggio nella memoria del boom economico del nord-est tra progresso, speranze e contraddizioni, fino alla tragedia simbolica del Vajont. Quello che a me ha colpito in questa excursus, diciamo, storico, sociale, un paio di aspetti sono per esempio il tema del sacro, la copertina stessa richiamano anche un po' simbolicamente la dismissione, diciamo, di una certa prospettiva religiosa, no? Ecco, sì, quello è stato un cambiamento fondamentale, non soltanto veneto, soltanto italiano, è stato occidentale, europeo. La perdita un po' del sacro, no? La scristianizzazione appunto della nostra società. E quello che secondo me è stato, problematico è stato aver perso insieme anche l'elemento spirituale. Non che la civiltà contadina avesse un portato religioso o spirituale particolarmente
come dire, curato, approfondito, era, se vogliamo, carico anche di tradizione, di tradizionalismo, di moralismo, in parte anche di superstizione, però c'era nel rapporto con, appunto, con il mistero, con il sacro, un certo equilibrio, no? E ci credevano, cioè, diciamo che la religione contadina era una religiosità, come dire, ingenua, semplice, ma anche di fiducia, quindi anche in fondo anche c'era qualcosa di autentico. Nel momento in cui lo sviluppo ha portato con sé, appunto, diciamo, il superamento della religiosità, della religione, si è perso anche l'elemento spirituale. Ecco, quello che secondo me è un limite è proprio stato quello di avere, diciamo, gettato con l'acqua sporca anche il bambino di quella spiritualità, di quella umanità, di quell'equilibrio, di quel rispetto e anche timore, se vogliamo, reverenza del sacro, che un po' fa parte dello sviluppo della società contemporanea, no? Quella ricerca della tecnica, diciamo, molti filosofi ne parlano, no? Come di una inevitabile evoluzione della tecnologia, della tecnica come ultimo orizzonte, no? A discapito anche del sacro. Però quello ha rotto degli equilibri di cui oggi siamo anche in qualche modo, a mio parere, testimoni. L'altro aspetto che secondo me è stato superato con luci ed ombre è stato il tema dei rapporti umani, dei rapporti sociali. Nella civiltà contadina, con tutte le problematiche legate ad una certa, come dire, rigidità affettiva, ad una certa anche un certo atteggiamento anaffettivo, un atteggiamento anche di poco cura e rispetto verso i bambini e tanto più verso le donne, però c'era comunque anche una rete di solidarietà, di unione, di aiuto reciproco che dipendeva anche naturalmente anche dalla condizione di povertà. È ovvio che la povertà portava le famiglie, le contrade, i paesi in qualche modo ad un aiuto reciproco, anche a quel rispetto dei poveri, no? Che in qualche modo, perché anche i poveri facevano parte della grande famiglia umana. Lo sviluppo, il processo di industrializzazione, il boom economico, eccetera, in qualche modo ha introdotto un elemento molto individualistico, io lo definisco così, insomma, un elemento, come dire, che ha un po' ridotto la famiglia mononucleare, non più la famiglia allargata, e all'interno della famiglia mononucleare, appunto, l'individuo come valore assoluto. Ciò che conta è la realizzazione, l'autorealizzazione, ma anche questo, come dire, accento è posto appunto sulla capacità dell'individuo di farsi da sé, di crescere, eccetera, e ha fatto perdere, diciamo così, di vista quella solidarietà, quella unità, quella condivisione che non si vedeva soltanto nell'aiuto reciproco, nei lavori dei campi, nella condivisione, eccetera. Si vedeva anche nei momenti della vita delle persone. Penso per esempio alla morte. La morte oggi è vissuta dai familiari stretti ed è personale, individuale. All'epoca nei paesi, nelle contrade, quello che accadeva ogni volta, qualvolta c'era appunto una persona che veniva a mancare, era tutta la contrada, tutta la comunità, il paese, che in qualche modo si faceva carico di questo lutto, accompagnando il morto in chiesa, vegliando il morto la notte precedente dalla sera alla mattina, quindi con dei riti che però erano collettivi, per dire soltanto un aspetto. Questi sono alcuni temi che secondo me in qualche modo sono stati un po', come dire, sacrificati sull'altare dello sviluppo.